Faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ben sicuri mai non siamo che quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che c'è lì, che in fondo è come noi, selvatica. Ma che paura che ci fa quel mare scuro, che si muove anche di notte, non sta fermo mai. Genova per noi, che stiamo in fondo alla campagna. Secondo me certi grossi movimenti musicali nascono nelle città di mare, uno nell'Ottocento a Napoli, nel Novecento a Genova. Forse la canzone dell'andata via attraverso il mare di Napoli è diventata la canzone del ritorno quando i figli dei napoletani sono arrivati con le truppe americane, quando sono ritornati portandoci una cultura esattamente opposta a quella da cui erano partiti. Forse è stata l'acqua a riportarci la musica. Oppure addirittura, come dico a volte per ridere, è stata l'acqua che si beve, perché quando mi dicono perché Genova? Perché Genova sarà l'acqua, come per il pane. Questo è il diario, questo è Ilungo, sta per Jelly Roll Morton Jazz Band, Jelly Roll Boys Jazz Band. E c'è un diario tutto scritto da Luigi, scritto a mano, che parte dal 22 giugno del 53, oggi viene fondata la presente società. Alla verbale 22:15 presenti 3 dei 5 fondatori, eccetera, eccetera. Agli assenti Guglielmo Trotti e Luigi Tenco, questo abbastanza, ha cominciato subito assentandosi, ma è stata bella perché era una cosa strana. A un certo punto, il 14 luglio del 53, è entrato a far parte del nostro complesso anche Bruno Lauzi come benigista. Sembra strano come in un quartiere di 4 strade, 4 persone così diverse come Bindi, Tenco, Paoli e io, si sia potuti venire su sotto l'egida dei più grandi, cioè di Reverberi, di Calabrese, e così diversi l'uno dall'altro, pur essendo così vicini. Io e Tenco eravamo compagni di scuola, addirittura di banco. Io l'ho portato per la prima volta a vedere un film rivista che era Parole e musica, la storia di Roger Seard, e da quel momento è nata questa passione folle, questo bisogno di scrivere insieme, e quindi a 14 anni ci siamo trovati a fare le prime canzoni. Qui da questa parte ci sono tutti i bar e dall'altra parte c'è il porto, e qui si imparava a suonare, si imparava perché si imparava. Io ho imparato a ballare da un americano qui dentro, il bebop, quelle robe lì, il rock and roll, boogie woogie, via, perché quello non esisteva ancora. E si imparava a suonare perché qui c'era una volta un pianoforte, una batteria, e poi c'era magari qualche amico che faceva il professionista, allora tu venivi qua a suonare con loro. Suonare, un po' per suonare, un po' perché l'ambiente ti affascinava, no? Era un ambiente fatto di tutto, dallo scaricatore all'americano ubriaco, era un po' di tutto. Era un ambiente pieno di cose, per noi che eravamo ragazzini curiosi, era affascinante. Il nostro sogno era di andare a scrivere canzoni americane. In effetti Luigi è partito facendo il cantante americano, cioè facendo Nat King Cole addirittura. L'unica cosa che ci legava era un'amicizia abbastanza solida, il frequentarci sempre, forse una cultura simile, però nessuno di noi aveva l'intenzione di diventare cantautore, avevamo strade completamente diverse tutti quanti. Poi è stato un caso, però non c'è assolutamente un'unità tra noi, non c'è. Se c'è un'unità è dovuta forse all'estrazione, cioè al fatto che siamo genovesi, che abbiamo tutti vissuto un certo tipo di esperienze, però le mie sono cose, quelle di lui sono altre, quelle di Bruno sono altre, non c'è un'unità. Il primo, come dico, sono stato io, poi è venuto Paoli, poi è venuto Tenco, a parte Endrigo, anche se non era della scuola genovese, e poi Lauzi nel 63-64. Se ascolterai accanto a te mi troverai, vedrai lo sguardo che per me parlo.
che la tua cerco ovunque sei, se ascolterai accanto a te mi rivedrai. Io ero il trade union tra il nostro gruppo e Bindi. In effetti il nostro gruppo era i Reverberi, il maggiore, che era il nostro padre putativo, il nostro capo spirituale, quello che ci insegnava addirittura la pratica del mestiere, Luigi e io. Il nostro incontro è cominciato dalle scuole medie praticamente. Facevamo dei complessini per andare in giro a suonare soliti sabato, la domenica, nelle feste degli studenti, eccetera. Suonavamo alle festine dei ragazzi e poi suonavamo, una cosa straordinaria che non si è mai più ripetuta, suonavamo alle partite di baseball allo stadio. Cioè sottolineavamo con la musica le azioni del Genoa Baseball, che era la squadra del nostro quartiere. Perché il nostro bar nel nostro quartiere aveva la squadra del Genoa Baseball, Duilio Loi, cioè questa era l'epoca e questi erano i personaggi. Eravamo ragazzini che facevano gli scherzi insieme, che andavano a scuola insieme, che andavano a ballare insieme, che suonavano magari insieme. Facevamo delle orchestre. Orchestra è un eufemismo. Una strana orchestra che funzionava facendo valzer, perché c'era un fisarmonicista che voleva fare tutti i valzerini alla Casa Dei, e contemporaneamente dei pezzi jazzistici, perché Luigi col clarino aveva bisogno di fare delle cose di hot jazz, faceva sui Georgia Brown e altri brani. Poi quando io sono arrivato a Milano, forse soffrivo di solitudine, avevo bisogno di un po' di amici, allora uno per uno me li sono portati su anche senza crederci molto all'inizio. Tant'è vero che Gino è venuto su e doveva cantare del rock and roll. Gino faceva il Johnny Ray italiano quando facevamo le serate. Da Genova non sono mai andato via, in effetti. Io andavo a Milano, ero alla pensione del corso insieme a tutti gli altri. C'era Reverberi, Luigi, anche lui. Ero la direttrice, insomma, della pensione. E io ero lì, sono andata lì credo dal 56, poi dal 1958, tra il 58 e il 59, allora sono arrivati questi genuesi, cantanti e autori, Gino Paoli, Luigi Tenco. Quando il mio amore tornerà da me, nel cielo una stella brillerà, s'è spenta da quando il mio sogno è svanito, da quando il mio amore fuggì da me. Poi ho cominciato a scrivere canzoni anch'io, devo dire la prima completa con testo, addirittura testo di mia madre, perché non ho mai avuto ostacoli in famiglia, sono stato fortunato, mentre invece Luigi li aveva. Luigi aveva degli grossi ostacoli, perché lui aveva una bottiglieria, si chiamava Enos, vini tipici c'era scritto, era una bottiglieria a 3 portoni da casa mia, alla Foce, in via Rimassa, e lui doveva suonare un po' di nascosto. Diciamo che il suo primo clarino è stato un clarino da banda di un suo lavorante, e aveva questo problema che sia la madre che il fratello non vedevano di buon occhio questa perdita di tempo. In fondo vecchi contadini piemontesi di tradizione non capivano molto questo mondo musicale, e quindi lui ha dovuto sempre muoversi con una certa difficoltà che Paoli invece non aveva, perché era più grande ed era già così esistenzialmente risolto nella vita solitaria, da lupo solitario, e che Bindi ovviamente non aveva perché sua mamma stravedeva per lui, e quindi qualunque cosa lui avesse deciso di fare, nella sua delicatezza spirituale
e la musica era una cosa che lo strappava a una vita quotidiana abbastanza dura. C'era un periodo quando noi eravamo tutti a Milano e naturalmente c'erano problemi di sopravvivenza. Allora c'è stato un periodo in cui tutti i dischi della Ricordi, dove io lavoravo come direttore artistico, quasi, vice direttore, tecnico, facevo di tutto, e in tutti quei dischi c'erano dei momenti dove c'era un vuoto negli arrangiamenti lasciato apposta perché doveva essere riempito da Luigi Tenco con il sax, per cui lui poteva guadagnare quanto bastava per potersi mantenere a Milano. L'inizio è stato un inizio, per me è stato un inizio proprio dovuto esclusivamente al vile denaro. Non è che io abbia cominciato per altre ragioni. Ho cominciato perché qualcuno mi ha detto vieni su a cantare e io ho detto siete matti? E loro mi hanno detto guarda che becchi dei soldi. Sì, perché a quei tempi i soldi qui non ce n'era proprio, niente proprio. Io facevo il bozzettista pubblicitario, prendevo 36.000 al mese. Quindi i soldi non ce n'avevo. Come ho sentito parlare di Grano, ho detto sì sì. E poi invece è venuto fuori che forse mi piaceva, forse era un mezzo di esprimersi anche quello. Contava di fare il pittore, in quel caso faceva il cartellonista. Sì, era abbastanza bravo, soprattutto aveva delle grandi idee, perché l'ha dimostrato anche dopo. Quelli non è che perdesse un mese per fare un cartellone. Si basava sulle idee, quindi faceva il cartellone in 5 minuti, dopodiché prendeva i soldi, andava a spenderseli e pensava alla musica. Gino Paoli era molto timido per me, parlava pochissimo. E quando ci incrociavamo, che lui usciva così, diceva buongiorno signorina, ciao signorina, no? E allora era molto simpatico perché per me era un personaggio strano che non lo riuscivo a capirlo, insomma. Poi anche Luigi Tenco, per esempio, era molto timido anche lui. Allora, delle volte, magari c'erano dei clienti, dicevano così, anche come dicevano con Gino Paoli, no? Quando sono antipatici, non parlano con nessuno. E io dicevo no, perché sono dei timidi, hanno vergogna, insomma, così, perché sono molto timidi. E invece, insomma, comunque poi dopo quando li conoscevano dicevano ah Marina hai ragione, però sono dei ragazzi simpatici. Venire nel mio paese dove c'è il sole che brillerà per te. Io qui sono stato 25 anni fa, 24 anni fa, 58, 57, 56. Sono stato 2 o 3 anni qui. Questa specie di terrazzo era diventato un posto dove stare sempre insieme, specialmente quando veniva una bella giornata. Si stava qui sul terrazzo e si chiacchierava fino a notte fonda. E venivano tutti quelli che poi, alcuni poi che sono diventati cantautori, altri che no, che hanno fatto tutt'altre cose. Ma io ho smesso quando loro si sono allontanati da Genova, hanno cominciato la loro carriera, anche perché alcuni suonavano perché avevano la musica nel sangue, l'ispirazione, altri di noi suonavano per stare insieme, esattamente come loro giocavano a baseball con noi per stare insieme, insomma. Tu lo vedi Bruno Lausi giocare a baseball. Ecco, eppure giocava a baseball, il puzzo buono, perché
era una delle attività che svolgevamo, come quella di far musica era un'altra delle attività che svolgevamo, come fare i grandi discorsi filosofici. Con la gente di qui c'era un rapporto buffo, perché è un rapporto di paese, per cui sapevano benissimo se io avevo grana o no, se facevo la fame o no, fame che io ho fatto per 5 anni, quindi lo sapevano benissimo. Io andavo a comprare lì, a questo macellaio qua sotto, andavo a comprare 1,5 kg di cuore per il gatto, 1,5 kg, questo che mi guardava e capiva immediatamente che il cuore lo mangiavamo noi, per il gatto. Oppure andavo a pescare, andavo con quei pescatori e quando non so, li aiutavo, allora mi davano 2 pesci da mangiare. Vicino a me, sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro, di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso da qui il tempo è dei giorni. Però era bello, cioè, qui secondo me ho passati gli anni più belli della mia vita, più brutti nel senso del grano, del fatto che magari al 5 del mese si litigava perché non c'era i soldi per mangiare, però pieni, cioè, come si dice, pregni, pieni di robe in testa, di robe da fare, di robe... Quasi contemporaneamente sono venute fuori le cose, perché Gino con la gatta, il cielo in una stanza, l'uomo vivo, insomma tutte queste... Tenco, che fra l'altro lui era forse il più convinto politicamente, cioè era l'unico che credeva in certe cose e le metteva in canzone. Ma è successo tutto contemporaneamente, direi. Proprio come uno scatto strano dal rock and roll al fatto delle canzoni, diciamo, impegnate. Il vento che correva su Genova soffiava nella mia fisarmonica, nasceva piano la mia musica e dentro al cuore solitudine, com'ero io, così diverso per l'abitudine di raccontare tutto alle nuvole, sopra un cortile senza alberi, il mio concerto se ne andava via, da casa mia, volava via. Qui c'è il nostro concerto. Parte, la vedi Caputo. Questo è molto autobiografico. Sì, ma infatti è quello che un po' mi è successo, no? No, ma per riprendere il discorso di prima, stavamo parlando di questa discriminazione che tu un po' hai subito, cioè questa stampa che le tue canzoni le vedeva soltanto appunto, è stato coinvolto anche proprio la produzione, proprio, sì, in fondo è venuto fuori un personaggio antipatico e negativo. E sempre dal 61, fu un anno terribile proprio per me, per Paoli, per Mina, però io forse non ho subito più degli altri, meno forte anche come carattere proprio. Sì, ma in concreto, ecco, io per esempio so questa cosa perché ho continuato a seguirti, ma che cosa si... Ma sai, la storia del brillante, in effetti un brillante, anche piuttosto grosso. Ma non mi pento niente di quello che mi è successo, di quello che ho subito anche in fondo. Perché così, tra l'altro, ti dico una cosa importante che tanti non sanno, però l'editore mio lo sa, per esempio. La canzone che eseguivo, che era Non mi dire chi sei, il nome che hai, me non importa. Che dicevano Giulietta e Romeo. Sì, ecco, ti dirò una cosa, che le parole non erano mie, ma erano di Calabrese. E mi furono date all'ultimo momento. Tanto che dovetti leggere delle frasi sulla mano, in quella mano fatidica che c'era il brillante, dopodiché io cantavo in questa maniera e sembrava che facessi vedere questo brillante a posto e sembrava un po', mi ricordo che l'editore venne dopo la seconda, andai in finale con quella canzone, no? Prima mi dice guarda togliti quel brillante e io
me lo tolsi, no? Ma io, e mi sembrava uno schiaffo alla miseria, cose così. Ma in fondo la miseria, cos'era quel brillante? Il brillante era, io ho avuto una vita un po' difficile, sì, in effetti. Ho fatto, adesso non voglio fare del melodramma, però in effetti la prima casa io l'ho avuta, avevo 12 anni, la prima casa, ho sempre stato in collegio. E tutto mi è arrivato tanto tardi, capisci? I giochi che non ho avuto, né soldatini, né fucili, né niente proprio. E allora era forse la maniera di recuperare quello che non ho avuto, i sogni che non ho avuto realizzati, recuperarli con quelle poche cose o tante che avevo possibilità di avere in quel momento. Non ti dico i regali che facevo a mia madre, non volevo ricorrere alla mia casa di riempirla di regali, sì, ma il pubblico non è il pubblico, tra l'altro. Il pubblico, direi proprio, è stato informato male, ecco, informato male con esasperazione mia, che sembrava così di esibizionismo, capisci? E poi questo attaccamento a mia madre, giustificatissimo, quello giustifico, non sono per i mammoni, i catti mammoni, però ero giustificato, insomma, io ho avuto mia madre è quella che mi ha dato un tetto, è quella che mi ha dato un affetto vero. Oggi non ho brillanti e purtroppo non ho nemmeno mia madre, scusa, questo non ci voleva, è una cosa che mi tocca sempre molto. E dei brillanti, come ti dicevo, e non mi pento assolutamente dell'amore che ho avuto verso mia madre, assolutamente. Anche se in effetti me l'hanno quasi rinfacciato, insomma. Sai, cose così, ubi, con l'Y greco finale, va dalla mammina e corre dalla mammina così, e dopo il successo, cose di questo genere. Del resto, nelle tue canzoni, poi questo discorso che facevi, questa difficoltà del vivere, questa infanzia molto travagliata. Ah, ma non ho spiegato tutto, se dovessi raccontare, ho avuto una vita, alle volte faccio il bilancio della mia vita e credi che non è molto positivo, insomma. Perché i traumi che si hanno avuto da bambini penso che si portano sempre, continuamente, sai. Però non li superi mai, assolutamente. Un ritorno quasi all'infanzia nelle tue canzoni. Ma è un rifugio, il mare, vedi, il mare, il disco del mare, in fondo è proprio un rifugio. E un rifugio, io sognavo da bambina di poter fare l'ammiraglio, il mare per me era libertà, me ne andavo solo verso la spiaggia, era spazio, era disancorarmi da tutta la vita, tutti i problemi che avevo, anche da bambino, capisci? E le ritrovo quando sono grande, sono le oasi mie. Come? Il mare, questo ritorno alla foce, quasi al grembo materno all'infanzia. Certo, poi ti dirò una cosa, che mia madre era campionessa di nuoto, è stata una delle prime campionesse italiane di nuoto, è arrivata terza tra l'altro a varie appunto gare che ha fatto a Napoli, mi mi raccontava perché non mi posso ricordare. E il mare e mia madre sono due cose molto legate. Ma puoi accennare un attimo, io il mare? Io il mare. Io non torno mai a trovare lei, la spiaggia della foce che mi ha fatto amare il mare, mi innamorai, dinanzi a lui, no, non mi sono mai pentito, ma la vita mi ha cambiato. Sai, da giovane è facile, poi diventa difficile, si diventa cinici, pigri e malinconici, non si sa più se vale la pena di lasciarsi andare come il mare.